Bullismo in una scuola media di Padova, ragazzino marocchino legato e frustato dai compagni di classe. Non sarebbe la prima volta che il bimbo subisce vessazioni. Tre banditi assaltano la villa di un imprenditore a Santa Giustina nel Bellunese. I ladri messi in fuga dalle urla dell'uomo. È il secondo colpo nel giro di pochi giorni in paese. Dopo il veto di Salvini e della Lega su Forza Italia, centrodestra spaccato per le amministrative in Veneto, gli azzurri non rinunciano al simbolo ma sperano di ricucire. E Zaia tranquillizza sul rapporto in regione, nessun problema. Non sono mancate le polemiche all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. Tra i problemi principali la carenza di personale giudiziario e amministrativo. Tra i nuovi fenomeni il boom dei procedimenti per le richieste d'asilo. Vogliamo l'election day per il referendum sull'autonomia del Veneto. Il governatore Luca Zaia manda l'ultima richiesta al governo per abbinare la consultazione con il voto delle amministrative. Guidava un auto articolato anche se risultava invalido al 100%. A smascherare l'ennesima truffa di un furbetto la Guardia di Finanza di Venezia. Una moneta da 2 euro per celebrare i 400 anni della Basilica di San Marco. Sarà il primo conio numismatico della raccolta 2017 del Ministero dell'Economia, realizzata dalla Zecca dello Stato. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali, un'edizione che apriamo, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di un terribile fatto appunto avvenuto in una scuola, che sarebbe avvenuto all'interno di una scuola media di Padova, il caso di un ragazzino delle medie che sarebbe stato picchiato, legato e frustato appunto in classe dai compagni di classe, una vicenda consumatasi nella città del Santo. Sentiamo. Nuovo episodio di bullismo a scuola, questa volta la vittima sarebbe un ragazzino di seconda media che frequenta la centralissima Francesco Petrarca di Padova. Teatro La Palestra, durante la lezione di ginnastica un gruppo di bulletti, almeno 3, avrebbe legato, spinto a terra e colpito più e più volte con le funi, solitamente usate per gli esercizi, un compagno di origine magrebina. Non sarebbe la prima volta che il giovanissimo viene preso di mira dai teppistelli, che l'altro giorno avrebbero approfittato di un momento di distrazione del professore di educazione fisica per attuare il loro piano. Le urla dell'alunno avrebbero attirato l'insegnante, subito corso in suo aiuto e sottratto alle sevizie. Dell'increscioso episodio sarebbe immediatamente stata informata la preside Lucia Marcuzzo. Noi oggi abbiamo cercato di avvicinarla, ma dalla scuola bocche cucite. La dirigente, dopo una lunga anticamera davanti alla porta del suo ufficio, si è rifiutata di incontrarci. Da capire ora quali provvedimenti verranno adottati nei confronti dei presunti bulli che, dicevamo già in altre occasioni, avrebbero preso di mira lo stesso compagno. Attacchi non solo fisici, ma pare anche attraverso i social network. Nei prossimi giorni saranno convocati sia i ragazzini che le loro famiglie. Nel Bellunese intanto torna l'incubo delle rapine in villa, dell'assalto in villa, questa volta è accaduto a Santa Giustina e non è la prima volta nel giro di pochi giorni. Ancora un assalto in villa nel Bellunese ed ancora una volta i banditi si accaniscono su Santa Giustina. Ieri sera, poco dopo le 19, un commando composto da 3 individui incappucciati ha preso di mira la villetta di un imprenditore settantenne. L'uomo si è trovato faccia a faccia con i malviventi. Sono stati attimi di paura, l'imprenditore ha reagito urlando ed i 3, vistisi scoperti, sono fuggiti senza riuscire a rubare nulla. La banda si è quindi dileguata facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri, che ora indagano sull'accaduto. Di certo in paese dilaga la paura. Quello di ieri sera infatti è il secondo assalto nel giro di pochi giorni. Martedì scorso, sempre a Santa Giustina, era stata presa di mira l'abitazione di una donna rinchiusa in uno stanzino mentre i ladri razziavano denaro e preziosi. Potrebbe trattarsi della stessa banda che ha colpito ieri sera. I carabinieri stanno verificando ogni elemento che possa portare alla cattura dei rapinatori. Adesso la politica, con il centrodestra in Veneto letteralmente spaccato in due dopo il veto posto dal leader della Lega Nord, del Carroccio, Matteo Salvini, come abbiamo raccontato ieri, il veto su Forza Italia alle prossime elezioni amministrative, il voto sul simbolo di Forza Italia. Non solo strategie per le amministrative in grandi città come Padova
e Verona, strategie che saltano, ma anche i timori di contraccolpi nella maggioranza del Palazzo Balbi, nella maggioranza della regione, a Palazzo Ferrofini, ma anche in giunta regionale. Ma oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ribatte: nessun problema con i nostri alleati in giunta e in maggioranza. Salvini chiama, Zaia risponde, ma quelle del governatore del Veneto sono parole che cercano di ricucire più che strappare, almeno nello scenario di Palazzo Balbi. Da via Bellerio il segretario federale del Carroccio lancia il diktat alle amministrative, veto assoluto sul simbolo di Forza Italia, alleanza stracciata perché il caso Bitonci a Padova sanguina ancora. E a Venezia gli azzurri scalpitano. Che succederà negli equilibri della giunta e della maggioranza? Il presidente mette mano all'estintore e spegne il fuoco. Posso solo confermare in questo momento che il nostro rapporto con Forza Italia è un rapporto assolutamente solidale, rispettoso dei programmi, tant'è vero che in Regione si stanno facendo un sacco di cose. Insomma, almeno in Regione lo scacchiere non subirà contraccolpi, il governatore ne è convinto, così come non si sorprende dello stop di Salvini all'ipotesi di uno Zaia candidato premier. Figura che per molti, visto equilibrio e moderazione, potrebbe accorpare un elettorato importante. Ma quanto vuole il segretario del Carroccio si sposa con il progetto dello stesso presidente regionale. Dice una verità che io, come ho sempre detto, mi occupo della regione e voglio portare a casa questi obiettivi che sono soprattutto rappresentati dall'autonomia e dal concludere delle grandi opere, penso alla Pedemontana. Ma non si pensa solo alle amministrative 2017. L'anno prossimo si vota in un comune che a Zaia sta a cuore più di tutti, il capoluogo della Marca Trevigiana. E dopo le voci insistenti sull'ipotesi di Francesco Benazzi, candidato del centrodestra, Lega compresa, il governatore sembra sposare per ora il cortese ma netto rifiuto dell'attuale direttore generale dell'ULSS 2, che aveva parlato di pietra tombale sull'argomento. Benazzi deve curare bene i cittadini ed occuparsi dei cittadini. Penso che quello sia il suo lavoro. Dunque un Luca Zaia che cerca di spegnere le polemiche sulle eventuali contraccolpi del diktat di Salvini all'interno della regione, ma resta comunque invece la spaccatura del centrodestra alle amministrative e soprattutto in quella Padova che ha un po' aperto ha fatto esplodere questa spaccatura con la caduta della giunta Bitonci. Allora sentiamo cosa risponde oggi il commissario di Forza Italia cittadino Adriano Paroli alle parole di Salvini e alle strategie future. Nessuno ci può dire con che simbolo dobbiamo correre, questo noi abbiamo il simbolo di Forza Italia, come ho sempre detto ci sarà una lista di Forza Italia che correrà per il Comune di Padova e il mio auspicio e il mio lavoro è sempre perché questo possa essere nell'alleanza di centrodestra che ha già conquistato Padova e che governa la Regione Veneto. Al lavoro per risanare il rapporto tra Forza Italia e Lega dopo la caduta di Bitonci, il commissario forzista Adriano Paroli commenta così le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva annunciato che in Veneto si dovrà correre con liste senza simboli di Forza Italia alle prossime comunali. Siamo tutti consapevoli che quello che è accaduto a Padova sia stato grave. Un segnale Forza Italia l'ha già dato con l'espulsione di 2 ex consiglieri comunali, Bianzale e Pasqualetto, che firmarono le dimissioni che portarono alla caduta di Bitonci, ma per la Lega forse non è abbastanza. Non è un momento di allegria e piacevole per il partito, un momento in cui comunque c'è l'espulsione di 2 consiglieri comunali, però è un momento in cui era giusto fare chiarezza. Nella nota Salvini precisava inoltre che nelle eventuali liste civiche di Forza Italia non ci sarebbero dovuti essere i nomi di chi aveva partecipato alle gestioni precedenti, ma per il commissario Paroli non è in discussione la possibilità di ricandidare chi si è dimostrato leale con la Lega. Non è neanche, non è in predicato il fatto che si possa correre con una lista diversa da Forza Italia. E l'abbiamo sentito e lo sappiamo, il casus belli che ha fatto esplodere la situazione, ha fatto precipitare i rapporti tra Lega e Forza Italia fino al diktat di ieri, agli scenari che si possono aprire, resta il caso Padova e la caduta della giunta Bitonci. L'abbiamo visto nel servizio Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto, ovvero i 2 consiglieri di Forza Italia che hanno contribuito insieme ad altri 15 a far cadere Massimo Bitonci. Ebbene, questa sera a 20:10 avremo proprio ospite Carlo Pasqualetto, uno dei 2 appunto consiglieri, ex consiglieri del comune di Padova, che sono stati espulsi qualche giorno fa da Forza Italia per quanto accaduto in quei giorni di novembre. Dunque puntata da non perdere, perché avremo Carlo Pasqualetto che ci racconterà un po' la situazione e come ha vissuto questo periodo, la sua versione dei fatti, e poi avremo anche un importante
esponente della Lega Nord a livello regionale, come Giampaolo Bottaccin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, quindi per parlare anche della situazione politica e del rapporto Lega e Forza Italia. Quindi appuntamento da non perdere alle 20:10, appunto con 20:10 il nostro approfondimento dopo i notiziari. Dalla politica alla giustizia, perché come abbiamo anche anticipato nei giorni scorsi, il Veneto continua ad avere grossi problemi sul fronte giustizia, una giustizia con tanti processi che cadono in prescrizione, con poco personale sia giudiziario che amministrativo, e questo è stato rilevato anche oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. È un bilancio in chiaroscuro a quello emerso all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Se il chiaro è l'aumento dell'attività del distretto, l'altra faccia della medaglia è composta da criticità che minano anche seriamente lo stato di salute del comparto in regione. La più grave è la carenza di personale. Il Veneto rimane l'ultima regione d'Italia nel rapporto tra giudice e popolazione. L'inevitabile lentezza dei procedimenti si traduce tra l'altro in un boom di ricorsi in appello, in alcuni casi con la certezza di finire in prescrizione. Le prescrizioni sono infatti passate dalle circa 1800 del 2015 alle 2340 dell'anno scorso. Di contro le pendenze dei processi che attendono di essere celebrati in Corte d'Appello hanno raggiunto la cifra record di 13.137, alcuni rischiano di non essere mai celebrati. Direi che addirittura, se vogliamo, una pratica virtuosa è quella di non farli arrivare, perché se tu più ne fai arrivare, più ne fai prescrivere, e quindi sostanzialmente è meglio denunciare prima e riversare l'attenzione su altri, in modo che almeno anziché 3.000 prescrizioni potremmo avere 2.000 o 1.500. Ma questa è sempre una logica emergenziale, non bisognerebbe fare così. Dalla capitale però qualcosa si sta muovendo. Sono stati aumentati gli organici di oltre 40 magistrati per il nostro distretto di Corte d'Appello, ed è l'incremento sul piano nazionale sicuramente più significativo. C'è l'impegno anche di coprire gli organici, e anche nell'ultima delibera del CSM abbiamo destinato 30 magistrati di nuova nomina al Veneto, quindi qualcosa si sta muovendo. I problemi della giustizia hanno però anche prodotto una diminuzione delle cause. Si contano sempre più rinunce ad avviare una causa civile, sia per l'incertezza dei tempi di svolgimento che per i costi elevati. Altro nuovo fenomeno sono poi le richieste d'asilo dei profughi. I 1040 procedimenti del secondo semestre 2015 erano già diventati 1672 nella prima parte dell'anno scorso. Il cosiddetto patrocinio gratuito, del quale godono i richiedenti asilo, vale a dire l'assistenza legale a spese dello Stato, è arrivato per il solo Tribunale di Venezia ad un esborso di oltre 1 milione di euro. Provate solo a pensare cosa vuol dire questo numero di procedimento in una macchina di giustizia già intasata, cioè o si fa una sezione specializzata, o si mettono altri magistrati, o si studia un sistema per evitare che un numero di procedimenti di questo tipo intasi la giustizia. C'è poco da fare. Una situazione dunque grave che poi si riflette sui palazzi di giustizia dislocati nei vari territori, come a Vicenza, dove si rischia il caos in tribunale per le cause degli azionisti di Banca Popolare di Vicenza. E torna di stretta attualità allora il tema del palazzo di giustizia della Pedemontana. Il Tribunale di Vicenza con le cause su BPV rischia il collasso. Il dato di fatto è stato confermato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Un palazzo di giustizia già di per sé abbastanza lento, con le attuali risorse non può reggere l'onda d'urto. Adesso possiamo razionalmente dire che una causa che parte oggi, entro 5 anni si può pensare di chiuderla. Prima Vicenza erano 7-8. Che sono sempre tanti, 5, siamo sempre sopra la media, e si figuri che se arrivano anche 1 migliaio, anche 2000 cause bancarie. Alle cause su BPV ci aggiungiamo anche i ricorsi dei migranti e la frittata è fatta. Diciamo, oggi come oggi, con tutti quelli che sono e che abbiamo qui in Veneto, è chiaro che anche quel contenzioso incide. Torna di stretta attualità il tema della riapertura del Tribunale della Pedemontana, anche se chi si è battuto per anni per questa causa sembra aver perso le speranze. Ce l'hanno già data la risposta, no, punto. Non mi illudo più, nel senso che io inizialmente mi ero illuso che la giustizia interessasse alla politica. Alla politica, soprattutto quella romana, la giustizia non interessa nulla. Queste erano le performance del Palazzo di Giustizia locale. È fondamentale avere un tribunale comodo se hai bisogno di un decreto ingiuntivo. Vicenza siamo ancora a 20-25 giorni per avere un decreto ingiuntivo. Bassano in 2 giorni ce l'avevi.
anche uno se avevi fretta. Oggi più che mai siamo fortemente convinti che la decisione di chiudere il Tribunale di Bassano sia stato un errore madornale. La politica romana, oltre che sorda, si è dimostrata miope, non vedendo a un pelo dal naso. Questo territorio ha bisogno di efficienza, non possiamo tollerare i ritmi lenti e compassati. L'appello è a tutti coloro che nella capitale possono fare qualcosa. Il Tribunale della Pedemontana deve essere riaperto. La politica adesso, vogliamo l'election day per il referendum sull'autonomia del Veneto. Il governatore Luca Zaia manda l'ultima richiesta al governo per abbinare la consultazione referendaria con il voto delle amministrative e quindi risparmiare 14 milioni di euro. Ultima lettera, ultimo appello, destinazione Palazzo Chigi. Da Venezia il francobollo sulla missiva firmata dal presidente Luca Zaia per ottenere dal governo un sospirato sì sull'election day in merito al referendum sull'autonomia del Veneto. Dopo tanti troppi silenzi il governatore torna alla carica perché le urne ormai si avvicinano sempre di più. Election Day significa abbinare il nostro referendum dell'autonomia del Veneto alle amministrative che si terranno in primavera. I vantaggi saranno quelli di fare in modo che i cittadini possano trovare nel stesso seggio elettorale sia la scheda per le amministrative che quella per il referendum. C'è da dire che così il Veneto potrebbe risparmiare circa 14 milioni di euro. Quei 14 milioni in via precauzionale sono già stati messi a bilancio nel caso arrivi un no e il Veneto sia costretto ad andare alle urne in una data diversa. Ma è chiaro che l'obiettivo, sottolineato più volte nella missiva, è quello di evitare un dispendio inutile di risorse. Come è chiaro inoltre che la consultazione per l'autonomia non può più essere rimandata. L'Election Day sia chiaro che deve essere fatta nel 2017 perché noi comunque il referendum del Veneto lo vogliamo celebrare entro il 2017, il che vuol dire che questa è veramente l'ultima volta che si fa richiesta. Un'autonomia che potrebbe essere stata votata già da mesi. Noi chiedevamo, abbiamo fatto 2 richieste scritte e una diffida, chiedevamo di abbinare il nostro referendum per l'autonomia del Veneto al referendum di Renzi del 4 dicembre, quindi noi avremmo potuto già aver votato il 4 dicembre. La verità è che Renzi non ci ha mai risposto a 2 lettere e alla diffida, per cui abbiamo dovuto soprassedere. Zaia si dice ottimista rispetto al governo Renzi, nell'esecutivo Gentiloni dice si è registrato un cambio di passo, almeno con il ministro dell'Interno Marco Minniti. In ogni caso l'avvertimento a Roma è chiaro, la consultazione si farà. Comunque i veneti debbono andare a votare. Pensare, sperare di farli andare a votare in solitaria, sperando che i veneti non vadano alle urne e quindi dimostrare che i veneti non vogliono l'autonomia, vuol dire essere fuori dal mondo, perché comunque i veneti ci andrebbero anche a piedi a votare sotto la pioggia al vento. Per cui fate sto sacrificio, cari romani, abbinateci a qualche altra tornata elettorale, così si risparmiano 14 milioni di euro. Torniamo alla cronaca, finto invalido, guidava però il camion, lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Venezia. Camminava, correva, guidava non solo l'auto ma anche un tir, nonostante fosse invalido al 100% con tanto di indennità d'accompagnamento. La Guardia di Finanza di Venezia ha smascherato un falso invalido che dal 2011 percepiva una pensione di invalidità truffando lo Stato per circa 30.000 euro. L'uomo, un cittadino rumeno di 41 anni, residente a Marghera, aveva avuto un incidente stradale qualche anno fa in seguito al quale gli era stata riconosciuta un'inabilità totale e permanente agli arti inferiori ad un braccio, invalidità del tutto incompatibile con la guida, tanto più di auto articolati. A far scattare l'indagine è stata proprio una grave infrazione stradale commessa in Romania e che ha portato al ritiro della patente. Benché avesse un'invalidità ad un arto superiore inferiore al 100%, svolgesse una regolare attività operativa, quindi addirittura guidando un camion, l'autovettura, e svolgeva le proprie attività giornaliere in maniera del tutto ordinaria. L'occasione per capire come stessero le cose le fiamme gialle l'hanno avuta quando il falso invalido è stato richiamato per la notifica di un atto presso gli uffici dell'INPS. Una volta uscito, dopo alcune centinaia di metri, l'uomo iniziava miracolosamente a camminare senza problemi. Anche al rinnovo della patente il 41enne si era presentato in perfetta forma fisica, dichiarando al medico di non avere alcun problema. Il soggetto è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto ha percepito indebitamente delle somme di denaro che superano nel corso degli anni, quindi dall'annualità 2011, per oltre 30.000 euro. In seguito all'indagine l'INPS ha revocato l'assegno di invalidità e di accompagnamento che il 41enne aveva indebitamente percepito.
Banditi scatenati nella notte con gli assalti esplosivi ai bancomat, ben 3 messi a segno, 2 nel Vicentino e 1 nel Veneziano, e quello del Veneziano ad aver avuto il bottino più importante, successo poco prima delle 4 a Campo Nogara nel Veneziano, dove 3 ladri col volto travisato sono entrati in azione e hanno fatto esplodere il bancomat con del gas acetilene e in poco tempo sono riusciti a impadronirsi di un consistente bottino di circa 80.000 euro, un boato che ha svegliato ovviamente tutti i residenti della zona. Gli altri 2 assalti al bancomat, lo dicevamo, nel Vicentino, il primo alle 2 allo sportello di Barbarano Vicentino nella Cassa Rurale Artigiana di Brendola, il secondo alle 4:30 alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Noventa Vicentina. E adesso andiamo a Venezia, andiamo anzi a Mestre con l'assurda vicenda del cimitero, all'interno del cimitero cittadino, con tombe inaccessibili per centinaia di persone. Hanno messo mio padre insieme a tante altre persone, tante ossa di persone defunte, in un container dove non posso né visitarlo né portargli un fiore né sapere dov'è questo container, e comunque in una sistemazione non certo dignitosa, non certo decorosa. Il caso limite di Lucia Chiavegato, consigliera di municipalità per il Movimento 5 Stelle a Chirignago, si aggiunge ai disagi di centinaia di famiglie mestrine che non possono visitare le tombe dei loro congiunti a causa delle transenne poste nelle zone pericolanti del cimitero di Santa Maria dei Battuti. Poiché la mia tomba di famiglia si trova in una di queste aree interdette, spiega la consigliera, le ossa di mio padre ormai esumate dal cimitero di Venezia sono ora in un magazzino a me inaccessibile. Naturalmente mi sono rivolta al comune per sapere quanto a lungo sarebbe durata questa situazione. Mi è stato risposto che il cimitero è chiuso e rimarrà chiuso a tempo indeterminato. Vuole dire 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni. Nessuno può fare previsioni perché, mi è stato risposto dal comune, mancano i fondi necessari per risanare una parte del cimitero, una grande parte del cimitero. A chi non vuole rinunciare a portare un fiore o dire una preghiera sulla tomba dei propri cari, non resta che sfidare la sorte superando illegalmente le transenne. Quello che è incredibile è che non ci sia un termine a tutto questo, che mi rispondano che il comune non ha i fondi, quando siamo in una società civile dove il cimitero è un luogo di culto e le persone devono andare a visitare i propri morti. La cronaca giudiziaria si è conclusa a Vicenza, il processo per il crack della compagnia aerea low cost MyAir, che nel 2009 andò in bancarotta per oltre 200 milioni di euro. 8 sentenze di condanna per amministratori e soci della compagnia aerea low cost con sede a Vicenza MyAir, che nel 2009 chiuse con una bancarotta con oltre 200 milioni di euro. La pena più pesante è stata inflitta all'ex amministratore ed ex pilota Vincenzo Soddu, 6 anni e mezzo di reclusione. I giudici hanno anche stabilito la confisca di suoi beni personali, una villa e conti correnti bancari. Una pena più leggera sospesa per la moglie di Soddu e per la ex amministratrice di MyWay. 2 anni e 7 mesi per Luigi Agnolin, ex arbitro di calcio bassanese. Altre pene minori sono state comminate a 3 commercialisti veneti e un'ex amministratrice romena. Assolto il commercialista di Treviso Di Mai Pompanin, che aveva stimato in maniera corretta il ramo d'azienda trasferito da MyWay a MyAir. Assolti anche altri 5 amministratori tra italiani e stranieri. E adesso la pubblicità. Rieccoci in studio col TG del Veneto per parlare di Venezia, o meglio di una moneta da 2 euro per celebrare i 400 anni della Basilica di San Marco, e sarà il primo conio numismatico della raccolta 2017 del Ministero dell'Economia, realizzata dalla Zecca dello Stato su firma di Luciana De Simone. I 2 euro erano già a corso legale, saranno messi in circolazione nei prossimi giorni. Venezia sarà dunque la prima città dell'area euro a comparire sulle monete. Il conio sarà presentato il 3 febbraio al World Money Fair di Berlino, quindi la Basilica di San Marco sulle monete da 2 euro nei prossimi giorni in circolazione. Questa era l'ultima notizia del TG del Veneto di Antenna 3. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.
Iniziano i cosiddetti giorni della merla, qualche nube ma sempre sole prevalente e temperature fredde come vuole la tradizione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi irregolari sui settori centro-meridionali, anche con nebbie e foschie sulle pianure orientali. Sole dominante sulle aree alpine e prealpine. Vediamo le temperature, le massime sono attese tra 4 e 6 gradi, minime sempre fredde, comprese tra 1 e meno 5 gradi. Spostiamoci a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo tempo stabile con sole prevalente, maggiore parziale nuvolosità sui settori centro-meridionali ma senza altre conseguenze. Temperature massime attese tra 5 e 6 gradi, minime fredde comprese tra 2 e meno 4 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, alta pressione dominante con tanto sole ovunque salvo poche nubi sparse. Temperature massime sui 5-6 gradi, valori minimi gelidi compresi tra meno 5 e meno 6 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno deboli e settentrionali sulle zone costiere ma moderati al largo. Per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.